Il prossimo 29 settembre scuole e biblioteche, ma anche piazze, municipi, luoghi di lavoro e ospedali ospiteranno la prima maratona di lettura Il Veneto Legge, iniziativa organizzata dall'assessorato regionale alla cultura. Si tratta di una staffetta ideale tra tedofori che organizzeranno delle letture collettive in tutti i luoghi di lavoro, di studio, di scuola, nelle biblioteche, per arrivare a un grande momento finale di lettura condivisa con iniziative culturali di vario titolo che coinvolgono soprattutto le scuole e le biblioteche in tutta la regione. Il 56% dei veneti, rivelano le statistiche, nell'ultimo anno ha letto almeno un libro, contro la media nazionale che si ferma al 46%, collocando il nostro paese agli ultimi posti delle classifiche internazionali per i consumi culturali. Ma la Regione vuole promuovere ulteriormente la lettura, utilizzando anche la vasta e capillare rete di biblioteche, più di 600 disseminate nel territorio. La lettura in realtà, che a volte magari dai ragazzi più giovani viene vista come un obbligo, ti porta in altri mondi. Ascoltare qualcuno che legge è una cosa meravigliosa, ci fa tornare bambini, ci fa sognare, ci fa volare alti. Senza aver letto non è possibile neanche poter scrivere, perché non si entra nel meccanismo della costruzione di un romanzo. Io amo scrivere romanzi, nel meccanismo della costruzione di un romanzo. Ricordo una frase famosa di un grande filosofo, Wittgenstein, che disse: i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, cioè fin là dove arriva la precisione del mio lessico e diciamo la vastità della mia sintassi, là c'è il mio mondo, oltre Ixund Leones.